Sono stazionarie le condizioni della tredicenne ricoverata nel reparto di pediatria all'ospedale Cafoncello, che ieri ha tentato il suicidio in una scuola del Veneziano. Tutto è accaduto in un attimo. La ragazzina si trovava in classe, ha chiesto al professore di andare in bagno, poi ha aperto la finestra, è salita sul davanzale e si è lasciata cadere. Un volo di 4-5 metri. Immediatamente la piccola è stata soccorsa prima dal personale scolastico e poi dagli uomini del SUAM 118. La ragazzina ha subito una grave frattura all'anca e delle lesioni alle vertebre. Cosa abbia spinto la ragazzina ad un gesto tanto estremo è ora da chiarire. Immediate le indagini dei carabinieri. La famiglia della tredicenne nel mese di dicembre aveva segnalato episodi di cyberbullismo. Sono stati i genitori che si erano accorti di alcune offese rivolte alla figlia, situazione che sembrava essere rientrata, anche se allo stato attuale però non sarebbero stati individuati collegamenti con quanto accaduto ieri mattina. Ora gli uomini dell'Arma stanno indagando per risalire agli autori delle offese. Secondo i legali che stanno seguendo la famiglia, però, la mamma sembra abbia avuto delle prove di ulteriori episodi di cyberbullismo ricominciati proprio nelle settimane scorse. Una situazione delicatissima al vaglio delle forze dell'ordine. La notizia si è subito allargata a macchia d'olio. La ragazza non era seguita dai servizi sociali, dichiara il sindaco, e sulle motivazioni dell'accaduto sono in corso indagini. L'importante è che non sia successo l'irreparabile e se ci sarà bisogno del nostro aiuto siamo pronti ad intervenire in suo sostegno.